Va ora in onda Crossroads, nuovi suoni e grandi storie. Vittorio Le Donne racconta gli artisti e le tendenze che cambiano la musica. Eccoci tornati, carissimi ascoltatori di Radio Libertà. Devo dire che oggi mi sento un tantino diverso rispetto al solito perché, come potete vedere, purtroppo oggi non ho gli occhiali. La regia purtroppo sta abbastanza godendo in regia, però io mi sento veramente una persona totalmente diversa senza. Quindi oggi mi prendo giusto un paio di minuti prima di iniziare con le canzoni perché credo che ci sia una notizia, anzi una serie di notizie abbastanza importanti che ridurremo in una sola. Cioè notizia di pochi giorni in realtà che tantissime band nell'ultima settimana, 2 settimane, stiano lasciando tutte le app di streaming. Ecco, si è iniziato con i Black Emperor, una band post-rock canadese, i King Gizzard and Lizard Wizard che vi ho fatto ascoltare un paio di settimane fa, infatti ero disperato, volevo ascoltarmi un po' di un loro album, Infest the Rat Nets, però avevano tolto tutto il catalogo da Spotify, quindi niente, mi sono dovuto andare a cercare le canzoni su YouTube. E questo qui è un segnale che questi artisti stanno cercando di dare verso una piattaforma che sta continuamente ignorando la problematica di quanto viene pagato un artista su Spotify, cioè il compenso è veramente misero, ma anche per non solo per artisti piccoli che vanno dai 50.000 a 100.000 ascoltatori mensili, anche ascoltatori che hanno diversi milioni di ascoltatori mensili su Spotify lamentano il problema dei pochi guadagni che arrivano dalla piattaforma, e dato che è sempre più difficile poi andare a pagare i concerti, che ormai sono diventati la principale fonte di guadagno per un artista, è sicuramente un tema che è stato sviscerato anche da più artisti. Ad esempio Kanye West aveva lanciato, secondo me, una proposta che era piuttosto interessante, cioè un artista fa uscire un nuovo album e non lo pubblica sulle piattaforme almeno per 2 o 3 mesi, così che venga acquistato con un CD o con il vinile. Ecco, questo potrebbe essere una soluzione a quello che è il problema dello streaming, anche per togliere potere a queste piattaforme che ormai sempre di più hanno il controllo del mondo musicale, e tantissimi artisti si adeguano e creano le canzoni per poi rientrare nei parametri che fanno diventare virali una canzone su Spotify, come ad esempio vorrei dire un paio di nomi: Tananaio e i Pinguini Tattici Nucleari, giusto per fare 2 nomi. Corretto, regia? Non vuole esprimersi Comunque ditemi se avete magari qualche opinione in merito voi su questa vicenda, che secondo me comunque può essere un segnale per smuovere un pochettino le acque per quello che è il mondo dello streaming. Può essere un argomento interessante. Se volete aprire una discussione, chiamateci pure o lasciate un messaggio, ovviamente su WhatsApp. E ora direi, dopo questa breve piccola introduzione, di andare con la prima canzone di oggi, ovvero Lovesick Lullaby di Youngblood.
feel shit when I wake up. Takes about 2 hours for me to come around. I'm not going for a breakup, but it feels like that today somehow. So let's keep it professional. I've got things in my mind that my mind don't like. You look nice on the outside. Do you want to come out tonight? 'Cause I wanna feel good emotions in this love sing lullaby. I went out with a girl, right, but I should have gone out with a mate instead. I always pick the wrong people that make me feel like I'm sick in the head. So then I go on a daydream where I know that I'm wrong and it makes me right. You look cool this morning, do you wanna go out tonight? 'Cause I wanna feel good emotions in this love sick lullaby. I bought smash from a dealer in a pathetic attempt to impress my friends, but they didn't like it, so I kept it all to myself instead. I went back to the man's house and he completely fucking changed my life. He told me a story about a lovesick lullaby. Go round the roundabout, go round the roundabout, go round the roundabout, go round the roundabout. I wanna feel good emotions in a I wanna feel good emotions in a love sick lullaby. Love sick lullaby. Love sick lullaby. Love sick lullaby. Eccoci tornati, ascoltatori di Radio Libertà, con questa vera e propria dichiarazione d'amore alla cultura e alla musica del Regno Unito, di questo ragazzo che ultimamente è un po' sulla bocca di tutti anche per la sua bellissima interpretazione della canzone Changes dei Black Sabbath all'ultimo appunto concerto dei Black Sabbath, dove un po' tra tutti gli artisti presenti è quello che ha rubato la scena, anche per la dimostrazione di affetto che ha fatto verso il panorama musicale britannico degli anni 70 e 80. Infatti questo pezzo risulta proprio una vera e propria dichiarazione d'amore a band come i Clash, ad esempio, che hanno fatto un po' la storia del punk rock degli anni fine degli anni 70, inizio 80, durante appunto quel periodo di massima esposizione del punk e poi del post-punk in Inghilterra. Ed oltre a questo c'è anche molto di più, perché è un omaggio proprio completo al Regno Unito, perché sono presenti anche nel videoclip tantissimi elementi ricorrenti, i taxi neri tipici del Regno Unito, i pub, e rappresenta proprio la vita di la canzone, la tipica vita di un ragazzo che vive nella media città inglese, oppure vive nei quartieri di periferia londinesi. E rappresenta appunto una vera dichiarazione d'amore verso il proprio paese e per la cultura del proprio paese, soprattutto quella musicale. E secondo me è importante anche dare credito a questo artista per quello che negli ultimi 2 anni sta facendo, cioè si sta ponendo e sta creando una possibile rivoluzione, cioè in un panorama musicale dove dei ragazzi spendono anche $800, $700, $800 per andare a festival come il Coachella, dove prendono fanno dei veri e propri debiti
per poterci andare, solo per poi fare la storia su Instagram e far vedere che ci sono stati. Emblematico il caso di Benson Boone, che ha portato al Coachella Brian May, il chitarrista di Queen, e nessuno sapeva neanche chi era, sono rimasti zitti, quando c'era una vera e propria leggenda vivente che stava suonando lì per loro. E invece Youngblood fa qualcosa che in teoria dovrebbe essere molto semplice, ma che all'atto pratico è rivoluzionario. Cioè ha creato il suo festival musicale, dove l'ingresso è di $40 rispetto ai 700 del Coachella. Perché? Perché il festival musicale deve essere un luogo di aggregazione per ragazzi che hanno una passione, un interesse comune, in questo caso quello che può essere la scena rock o indie. Ed è lì ai festival dove tu puoi incontrare persone, fare nuove amicizie, creare un po' quella che è anche il tuo gusto musicale. Ed è per questo che nella sua semplicità Youngblood sta facendo qualcosa di rivoluzionario, perché sta riprendendo in mano le redini che vengono molto spesso tolte agli artisti e sta facendo qualcosa che può farlo apprezzare ancora di più dal pubblico, perché fa vedere che non è un ingranaggio di un'industria, ma è qualcuno a cui ci tiene ai suoi fan, qualcuno che ci tiene anche a condividere qualcosa con loro, quindi un festival. E i festival, soprattutto quelli fatti dagli artisti, ultimamente sono stati fondamentali per il lancio di nuove band, nuovi artisti, e per creare di nuovo un senso di appartenenza. Più famoso di tutti è ovviamente l'Ozzfest, che ha lanciato una marea di artisti nel corso dei quasi 20 anni in cui c'è stato ed è andato in scena. Quindi proprio per questo che Youngblood un po' che sta ripercorrendo la visione di Ozzy Osbourne e sta facendo qualcosa di rivoluzionario, cioè riportare al centro quello che è la musica e gli ascoltatori veri, non quelli che vanno al concerto perché devono farsi il selfie e far vedere che ci sono andati e poi stanno lì e non neanche cantare, perché non credo che uno debba sapere tutte le canzoni a memoria quando va a un concerto. Anzi, i concerti in cui mi sono divertito di più sono stati proprio quelli dove ho scoperto magari un nuovo artista che non conoscevo, soprattutto tra i concerti, quelli più underground, più piccoli, dove naturalmente è difficile conoscere tutti. Però fai casino, salti, fai rumore, fai vedere che ci sei, che c'è passione. Quello gli fa capire che c'è una voglia intrinseca di fare gruppo, di fare comunità e di essere appassionati alla musica, perché se veramente rimane solamente andiamo al concerto perché dobbiamo fare le fotografie da postare su Instagram, vuol dire che la musica sarebbe veramente in una fase di declino piuttosto importante. Spero davvero che non sia così, ecco. Bene, ora dopo la Youngblood andiamo con il secondo pezzo della scaletta di oggi, quindi andiamo con Sugar Water di McKinley Dixon. Like it once, now I'll never move again alone. Made a couple dollars from fist filled with rockin' broken home. Y'all finna see, making it so all my loved ones known. Doing it so that the go could drape up on my collarbone. Can't make my peace. I'll give my soul. I'll give my soul, yeah. Okay. Some been getting this revenge. Feel the heat, you hear it buzzing. How we raising from the ground. Type shit discussing with my cousin. Said I put that shit on everything. Everything it wasn't. The sunlight gon' take us back one day. Well, I mean, I guess if it don't kill you, make you harder. Bring them back just for my heart. Should've seemed an easy butter. Groovy nigga walking in. You can hear it in his song to hear the melody. He don't walk, he do his little dance on water, boy. As the block thickens, my nigga
niggas be clicking. Hard bottom 3, I'm on the floor in the kitchen. Dance to the death, my heart and floor, you stuck. I do anything, but let's not wake Miss Jackson up. Let's get out of here. Can't make my peace. I'll give my soul to keep. Can't find my place on my place. I'll give my soul away. If it ain't too late, then it's too late. You got no room for playing cool, the school of give and take. Too many homies that we know no more, they passed away. Don't time keep moving forward feels like yesterday. My big bro told me every song you make a picture of forever. Oh, then once you let that out and spread that around like aerosol. We speak your name up like you famous, bro, you never lost. You speaking through us, we gon' do them through whatever course. On all the concrete cracked and birthed a new host. I seen him swing his hand, he get down a whole light post. Was happy when I seen him, this dance a beautiful sight. Now I take a step back, seen him in a different light. Goddamn what I done did, what have I promised him? The chances are so slim, I can't have brought that kid. Laughing now, mumbles can't believe that I was finished. Look to me, says no time to waste, but let's get back in it, come on. Eccoci qua tornati in onda, cari ascoltatori di Radio Libertà, e con il pezzo appunto Sugar Water di McKinley Dixon, che è stata una scoperta davvero bella e una delle cose che mi piace di più nel fare quando devo programmare e fare la scaletta per questo programma, cioè ascoltare tantissima musica e scoprire delle cose incredibili che magari avevo ignorato. Ecco, secondo me questo, collegandoci un minimo al discorso che si sta facendo prima, è anche sia per Youngblood che del discorso iniziale, è la bellezza di scoprire nuova musica e nuovi artisti. Con le piattaforme si è sempre di più appiattiti su quello che ti ascolti, perché c'è l'algoritmo che lo fa per te. Tu magari metti una canzone e te ne propone altre 20 in maniera apatica e tu te le ascolti mentre sei in macchina o mentre stai facendo altro, cucinando o facendo altre commissioni, ecco. E la musica diventa sempre più un ascolto apatico e non un ascolto attivo dove tu cerchi di capire quello che l'artista ti sta offrendo. Ecco, una cosa veramente più bella, che delle cose più belle di fare questo programma, è proprio lo spronarmi ancora di più a cercare cose nuove e di valore, quindi un ascolto più attento a quello che è appunto il brano che sto sentendo. Infatti ormai vi dico un piccolo retroscena, cioè più o meno ogni album da cui traggo queste canzoni me lo riascolto in loop almeno 3 volte, più o meno. Quindi diciamo ogni canzone mi porta via dall'1 ora e mezza, 2 ore circa di ascolto a canzone per ogni brano, per cui la scaletta si costruisce in parecchie ore, cioè non è un qualcosa di semplice. Secondo me è qui anche che bisognerebbe tornare all'ascolto della musica, cioè non fermarsi a un primo ascolto di una sola canzone, di un solo pezzo, ma riprendere come non vuole essere un discorso da boomer o sembrare da boomer, quelli che facevano la musica di una volta era meglio, eccetera eccetera. Però effettivamente magari ti compravi un vinile o 2 al mese e ti ascoltavi e riascoltavi quello finché non ti entrava in testa, e effettivamente quello era un modo sicuramente più potente di ascoltare musica. Adesso l'averlo reso così semplice da un certo punto di vista ti aiuta, perché ti fa scoprire molte più cose, però dall'altro un po' ti penalizza perché lo rende molto più meccanica come ascolto, quindi diventa sempre un ascoltare e non ascoltare veramente, perché magari lo fai in momenti della giornata in cui non sei attento, non gli dedichi la giusta attenzione. Invece credo che
quando ascolti un pezzo, a meno che non sia cioè pure io quando devo fare magari la butto lì, cioè sono in macchina, ma mi ascolto qualcosa che ho sentito e risentito 200.000 volte, cioè come possono essere i Queens of the Stone Age, che è la mia band preferita, che comunque ho ascoltato all'infinito, e quindi non è un grosso problema anche magari non dare un ascolto attento perché c'è già stato. Ecco, secondo me invece è importante questo qui, che dovrebbe ritornare ad essere il centro di come ascoltare la musica quando ci si approccia a qualcosa di nuovo. Un ascolto attento e consapevole. E ecco, un ascolto appunto come questa canzone Sugar Water, che risultata molto interessante, ecco, perché è una dimostrazione palese di come negli Stati Uniti siano avanti anni luce a livello generale nella musica hip hop, dove in Italia è quasi percepita, se non per pochissimi artisti, appunto come Marrakesh o altri, come un qualcosa di legato a cose effimere, mostrarsi, parlare di ricchezza, fare finta di essere dei gangster o cose del genere. Ecco, negli Stati Uniti continua e si è evoluta, anzi in maniera importante, su un cercare di sdoganare ogni tipo di tema, cioè non è il conscious hip hop, non è più solamente un parlare della vita di strada come lo poteva esserlo per gli NWA. Si è evoluto, e con artisti appunto come Kendrick Lamar e tanti altri, alcuni che ho portato anche qui in questa trasmissione, come Billy Woods e McKinley Dixon, appunto, di sdoganare altri tipi di tematiche importanti e far vedere che l'hip hop va oltre anche alla vita di strada. E secondo me questo pezzo ci riesce alla perfezione, anche coniugando diversi stili musicali che sono molto azzeccati per quello che è il tema di questa canzone, per cui che è un tema che parla del ricordo di persone che a noi care, che non ci sono più. E secondo me la parte musicale qui è molto, molto importante nel dare un accento ancora più forte a questo tema, perché vengono aggiunti anche nella costruzione nella costruzione musicale degli elementi oltre di jazz, che ormai è parte integrante di questo di questa connessione tra conscious hip hop, jazz, e tantissimi beatmaker di talento ne stanno sempre di più utilizzando il jazz nelle loro tracce, però anche il soul, che se no è perfetto per quello che voleva esprimere l'artista in questa canzone, perché il soul ti permette di avere quasi quella solennità che innalza il tema della canzone a livelli incredibili, perché il soul, e non solo, anche parti di gospel che diciamo è un po' uno dei fulcri dei primi generi musicali introdotti dagli afroamericani negli Stati Uniti, appunto canti di chiesa che elevano anche a livello spirituale quello che è il tema appunto della perdita di una persona, ma soprattutto del suo ricordo. Il fatto che finché una persona verrà ricordata in vita da qualcuno, è come se non fosse mai realmente venuta a mancare, perché ci sarà sempre qualcuno che lo ricorderà. Infatti la trama più o meno del testo è l'immedesimarsi in un ragazzino, in un gruppo di ragazzini che ricordano un loro amico che è venuto a mancare. E questo modo di pensare, anche di ricordarlo, di capire che finché loro lo ricorderanno, lui non sarà mai morto veramente, perché ci sarà sempre un ricordo dei bei momenti vissuti insieme con quella persona.
porta anche a una maturazione, ad avere un pensiero più maturo. E questo è veramente un modo eccelso, secondo me, di raccontare, di storytelling, cioè di raccontare quello che si vuole dire nel brano anche attraverso la musica, che molte volte viene messa in secondo piano, mentre qui l'utilizzo di generi come il soul e il gospel danno una maggiore potenza e un maggiore impatto a quello che è il messaggio della canzone, perché lo vanno a rafforzare, perché c'è coerenza tra quello che viene raccontato e quello che la musica esprime. Molte volte in Italia si fa fatica perché in maniera molto provinciale diamo maggiore importanza al testo rispetto alla musicalità di una canzone, che viene messa quasi sempre in secondo piano. Invece se c'è un giusto connubio tra un testo che funziona e racconta di cose importanti e la musica sotto che lo sorregge, anzi ne aumenta il messaggio, la canzone diventa veramente maestosa a quel punto e risulta veramente un lavoro straordinario. Quindi, carissimi ascoltatori, siamo arrivati purtroppo a metà del programma. Facciamo una piccola pausa e torniamo tra un paio di minuti. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. The room was completely... Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online Su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Open your eyes, this is the world. Sic et non, una chiacchierata in libertà con ospiti e telefonate per chiarire, per indagare il politicamente corretto di oggi, per smontare le tesi del pensiero woke e per ragionare insieme all'insegna del buon senso. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Libertà dalle 12 alle 13. Open your eyes, this is the world. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Eccoci tornati dopo questa breve pausa, ascoltatori di Radio Libertà, e andiamo immediatamente con il prossimo pezzo direttamente dal Messico, Cancionera di Natalia Lafourcade.
Cancionera, no dejes de sorprenderme. Tú que al tiempo versos puedes susurrar. Cancionera, devuélveme aquella primavera, aquellas nuestras noches de noble juventud. Cántame la luna, canta nuestro mar, canta los olores de la soledad. Eres cancionera, alma de tus letras, todita mi vida yo a ti te quisiera dar. Eres cancionera, calma de mis penas, cántame bonito y yo siempre te voy a amar. Cancionera, canta, canta libre al viento. Cancionera, canta siempre tu verdad. Sé mujer, la bella musa, sé la estrella de una vida, que al ver tus pasos se ilumina, encendiendo un corazón. No te mortifiques si las luces se te apagan o las delicias de la fama traicionarán nuestro amor. Nunca, nunca, nunca se te olvide que al final de este camino es tu historia la que cuenta. Yo te quiero ver feliz. Cancionera, canta, canta, canta libre al viento. Cancionera, canta siempre, siempre tu verdad. Ser mujer, la bella musa, ser la estrella de una vida, que al ver tus pasos se ilumina, encendiendo un corazón. Sé mujer, la bella musa, sé la estrella de una vida, que al ver tus pasos se ilumina, cancionera de mi voz.
Eccoci qui tornati, nostri carissimi ascoltatori di Radio Libertà, e con questo omaggio un po' anche a tutte le nostre ascoltatrici che sicuramente avranno apprezzato questo brano che ricalca molto quello che è la musica latinoamericana degli anni 50 o 60, quella bella differenza della musica latinoamericana di oggi, che è, come dire, un po' della spazzatura, ecco. E questo invece è un omaggio vero e proprio al meglio della musica latinoamericana e soprattutto messicana degli anni 50 e 60. Per questo si pone un po' come l'obiettivo di essere un omaggio a tutta quella che è l'arte di quel periodo, quindi c'è anche un omaggio al cinema che andava appunto, veniva prodotto in Messico tra gli anni 30, 40 e 50, e appunto la musica degli anni 50 e 60. Infatti, quando all'ascolto la prima volta che l'ho sentita mi ha ricordato molto quelle canzoni come Bésame Mucho, che avevano questo ritmo molto delicato, molto che ti accompagnava mentre ascoltavi la canzone, che quasi ti abbracciava e che aveva questa che riusciva a creare quasi una sensazione di intimità mentre ascoltavi la canzone. E appunto è più o meno quello che è l'obiettivo della cantante in questo caso, cioè appunto creare un suo alter ego musicale che esprima e porta avanti questi sentimenti attraverso la musica, per cui si va a creare una musica che rappresenta un po' la tradizione un po' messicana, che sia un ponte quasi generazionale tra quello che è la musica di oggi e quello che era la musica di una volta, soprattutto in certe latitudini dove questo tipo di musica, questo pop molto sofisticato che c'era all'epoca, di grandi interpreti che ha avuto questo genere sia nel mondo latinoamericano che quello nordamericano ed europeo, ecco, hanno avuto, quindi si va a fare un grande omaggio a questo, è una sorta di dichiarazione d'amore universale a questo genere di musica. Per cui mi ha sempre ricordato quest'artista molto, appunto, grandi cantanti femminili, come interpreti femminili come potevano essere Edith Piaf in Francia ad esempio. E ho considerato questa canzone fin dal primo momento in cui l'ho vista una grandissima dichiarazione d'amore a una musica d'altri tempi. L'ho trovata anche qualcosa di molto romantico nel suo intento, e che aveva una marcia in più, e mi è sempre sembrata una canzone molto adatta a questo programma, perché ritengo che possa anche avere un certo seguito e piacere anche molto al target di pubblico, ecco, che segue la radio. Quindi l'ho vista un po' come un omaggio a tutto il pubblico di Radio Libertà da parte mia e da parte del sottoscritto. Ed eccoci quindi, dopo la bellissima canzoniera, cambiamo decisamente latitudini, ci spostiamo dalle calde terre del Messico e andiamo verso le fredde terre di Norvegia, nelle tundre più bianche, con i Cabin Fever, con la canzone Slow Mosa.
Wake up, and I plan to seize the day. On and I go, with nothing to follow. Relax, it's only golden day. Cabin fever, no, this is just a start. And now I know it goes on and on. After all of the days on the same. On and on. At the starting line, nothing to go. Are you going to stop now? Start a fire, 'cause we're closer apart. So high, and for no reason why. Cabin fever, no, this is just the and it goes on and on. After all the days are the same. On and on. At the starting line, nothing to go. We're waiting for the storm. Waiting for the storm. So high, and for no reason why. Cabin fever. Ed eccoci tornati, carissimi ascoltatori di Radio Libertà, con questo fantastico pezzo che omaggia il desert rock e lo stoner dei Caius e poi dei Queens of the Stone Age, ovviamente la più grande band rock di tutti i tempi, e non lo dico perché è la mia band preferita. Ed secondo me è molto interessante come la canzone che ho portato 2 settimane fa dei Guappa, di questa nuova scena norvegese che si sta venendo a creare e che sta creando un po' un nuovo genere, quindi
loro stessi lo definiscono questo nuovo genere come tundra rock, quindi va a prendere quegli elementi del desert rock, appunto dei Kyuss, dei Queens of the Stone Age, di quelli nati nella Joshua Tree Valley in California, e si adatta a quello che è il mondo norvegese, quindi un mondo più che di deserti, di tundre, di foreste, nel assoluto nord dell'Europa. E appunto i temi che ricalcano sono anche quelli che tipici di quelle popolazioni, dovuti anche molto spesso alle condizioni ambientali in cui si trovano. Quindi sono temi di isolazionismo, depressione, straniamento dalla realtà, e appunto i temi di cui parla anche questo testo, appunto utilizza anche attraverso i videoclip di questa canzone, che utilizza dei pupazzi per rappresentare i membri della band, riescono a creare appunto delle situazioni surrealistiche che vanno un po' a definire quelli che sono i temi appunto della canzone. Quindi, come dicevo prima, l'estraniamento dal mondo, quindi un senso di isolazionismo, di depressione che possono avvenire appunto in quelle zone soprattutto del mondo dove problematiche appunto come la depressione sono molto più forti e sentite che da noi, perché banalmente nel vivere in certi ambienti isolati magari per gran parte dell'anno in piccoli villaggi può creare appunto queste dinamiche che possono essere pericolose, e appunto questa band ne fa propri questi temi e li porta in musica anche per esorcizzare un po' quello che possono essere quelle problematiche appunto come la depressione che possono riscontrarsi soprattutto in tantissimi paesi del nord scandinavi e non solo, comunque in quelle zone del nord dove c'è maggiore tendenza all'isolazionismo, appunto anche dovuto all'ambiente. Ma ora, carissimi ascoltatori, andiamo invece dopo esserci spostati dalla Norvegia, andiamo giusto un po' più in là, in Svezia, ma metaforicamente ci apriamo a tutto il mondo. Quindi andiamo con la band svedese dei Goat, con la loro canzone Got Brain.
Eccoci qui tornati sicuramente con la band più pazza che abbiamo ascoltato fino ad ora. Infatti chiedo alla regia se mi mette in onda, eccoli qua, no, di così, ecco, perfetto, la foto, questa è la foto della band in questione, che dovrebbe essere svedese, cioè infatti ve lo devo leggere, scusate perché il nome è praticamente impronunciabile. Il paese si chiama Korpilombolo, al confine tra la Svezia e la Finlandia, ed è assolutamente fondamentale per quello che è la lore di questa band, perché, cari ascoltatori, addirittura c'è una leggenda legato appunto a questa cittadina, cioè che fosse vittima di una maledizione, di una stregoneria, di un rituale voodoo circa 1 migliaio di anni fa da parte di questa strega. E appunto questa band ha ripreso questa credenza popolare appunto del rito voodoo della strega fatto in questa cittadina, poi dove avverranno i soliti azioni cristiane di conversioni forzate, cose eccetera eccetera, quello che sapete tutti, esorcismi e robe del genere. Ed ecco appunto il tema dei rituali voodoo della stregoneria è fondamentale. Infatti potete chiaramente vederlo dalla foto qui in sovraimpressione. C'è un look particolare appunto anche ispirato a delle tradizioni appunto del voodoo che sembrano quasi più ricordare l'Africa che il Nord Europa. Ecco, e questo dimostra un po' la follia di questa band, che anzi che in realtà non ha neanche un vero e proprio schema nel creare la loro musica. Infatti cito direttamente un verso che c'è scritto sulla loro pagina di Wikipedia, dove la stessa band dice: il processo di scrittura delle canzoni è strano. Normalmente quando suoniamo insieme non suoniamo canzoni, facciamo musica. E ogni volta che suoniamo è diverso. Quando abbiamo avuto la possibilità di registrare, abbiamo realizzato le canzoni per tutto l'album. Tutto è iniziato con la canzone Gottman e quella canzone è stata registrata solo per noi. Poi la loro casa discografica ci ha chiesto di scrivere ancora qualcosa e abbiamo continuato. Le nostre canzoni non sono mai veramente finite e non sappiamo mai come andranno a finire, quando inizieremo a registrarle. Questo qui è un pochettino dimostra il modus operandi, cioè che non c'è una totale libertà e anarchia nella scrittura dei testi, e se no è dalla musica e dalla canzone si va perfettamente a inquadrare questo stile, che poi è anche appunto, come detto, fortemente influenzato da quello che è il loro
modello di ispirazione è appunto quello della stregoneria, del voodoo, quindi questo tutto mondo molto legato alla magia e alla stregoneria, che sicuramente dà un fascino tutto loro a questa band, che esprime al massimo quello che è il potenziale della world music, che oltretutto, piccola curiosità, è anche il titolo del loro primo album. E appunto riuscendo a mescolare perfettamente questi elementi dalla world music alla psichedelia, al blues, e ha tantissimo afrobeat che si sente anche in questo pezzo, quindi musica di ispirazione africana. E questo è un pochettino la forza di tante band che stanno nel nord Europa. Innanzitutto di iniziare a suonare molto presto, cioè ci sono band che hanno iniziato a suonare e i componenti e pubblicavano già album, e i componenti avevano 16 o 17 anni, e anche qui hanno iniziato a suonare insieme che avevano 13 o 14 anni, quindi molto molto presto. E soprattutto questo assoluto senso di libertà che c'è nella band, nella composizione dei brani, come l'estratto di Wikipedia che vi ho letto, che dimostrano che c'è questa anarchia totale, li permette di scrivere in maniera più libera e abbandonare certi canoni e certe dicotomie della musica norvegese soprattutto, quindi sperimentare, aprirsi a tanti generi diversi, e in questo caso riuscire a creare qualcosa di totalmente folle, come è folle questo progetto, ma che risulta dannatamente efficace. Infatti la critica ha adorato questo album, stanno aumentando comunque di pubblico, quindi aumentando anche di richieste di concerti e di vendita di merchandising in generale, e questo li porterà sempre di più a crescere. E purtroppo abbiamo finito con questo ultimo pezzo, Crossroads, di questa puntata. Mi raccomando, vi ricordo, settimana prossima, fondamentale, puntata numero 10, il primo piccolo anniversario. Ci tenevo a ringraziarvi tutti e ringraziare e soprattutto la redazione che mi sta dando la fiducia per poter andare in onda. Vi ricordo appuntamento dalle 3:30 alle 4:30 qui su Radio Libertà per una nuova puntata di Crossroads. Avete ascoltato